Buonasera, bentrovati col notiziario di prealpina.it. In primo piano la questione delle mascherine. Il governo deve decidere in queste ore se togliere l'obbligo di indossarle all'aperto, una prospettiva questa che sembra ormai certa, ma deve decidere inoltre la data da cui far partire appunto il periodo in cui non si dovrà più indossare la mascherina all'aperto. L'ipotesi più accreditata è quella del 1° luglio. Il governo attende comunque le valutazioni del comitato tecnico scientifico che si è riunito oggi. Si discute anche della riapertura delle discoteche, anche qui c'è sul tavolo l'ipotesi di una ripartenza dal 1° luglio e poco fa sono stati diffusi i dati sull'andamento del contagio in Lombardia. Sono numeri molto bassi, anche perché fanno riferimento ad un numero esiguo di tamponi effettuati. Su 10.470 sono 83 i casi positivi, l'indice è allo 0,7%, 4 i decessi nelle ultime 24 ore a causa del Covid, stabili i ricoveri in terapia intensiva, mentre diminuiscono quelli negli altri reparti. Tra le province 5 nuovi casi a Varese, i dati più alti a Milano con 22 casi e a Bergamo con 5. E spostiamoci ora tra Verona e Monate, dove il fotografo Riccardo Posteri ha immortalato 370 abitanti in 2 versioni, con e senza mascherina. L'iniziativa, dal titolo C'era un volto, vuole raccontare il periodo di isolamento, comunicando che cosa abbia significato questo periodo di isolamento per una comunità come quella di Travedona. E spostiamoci adesso a Varese, dove il sindaco Davide Galimberti ha tracciato oggi un bilancio di 5 anni di mandato e, guardando alla campagna elettorale, ha lanciato un appello alla pacatezza e ai toni moderati. Vediamo il servizio con le immagini realizzate da Angelo Puricelli dell'agenzia Blitz. E poi c'è la campagna elettorale, come se l'aspetta, con colpi bassi, col bon ton, fair play. Beh, io auspico, ma anche perché sono fatto così, insomma, chi mi conosce bene sa che amo la moderazione, evitare di alzare la voce, quindi auspico che tutti quanti, coloro che ovviamente saranno in campo, mantengano un atteggiamento estremamente collaborativo, senza alzare i toni. Oggi la gente ha bisogno di concretezza, poche parole, tanti fatti, e auspico che anche in questi 3 mesi e mezzo che arriveranno ci sia un modo di interpretare al meglio questa fase politica che ci viene richiesto dai cittadini. E rimaniamo a Varese, spostandoci però a Villa Topiz, dove si registra un triste fenomeno: il furto dei girini dalle vasche. Nonostante i cartelli e l'impegno dei volontari nella salvaguardia degli anfibi, ci sarebbero infatti bande di ragazzi che li prelevano, facendoli così morire. L'appello è rivolto al rispetto di questi animali. E chiudiamo con lo sport. Il basket. Varese alle prese con la composizione della squadra per il prossimo campionato. Prima gli italiani, poi gli stranieri. È l'impostazione della pallacanestro varese, che però sogna il ritorno di Adrian Banks, un'ipotesi percorribile non in tempi brevi e legata comunque a diversi fattori, non ultimo quello dell'ingaggio. E con questo è tutto, appuntamento al notiziario di domani alle ore 13. Una buona serata.